Allora, le ragioni del trasferimento sono molteplici. La prima sicuramente è quella di andare in un immobile, uno dei pochi, se non l'unico, di proprietà del comune antisismico, perché avevamo da tempo qui il nostro COC e quindi nelle emergenze dovevamo trasferirci qui e nella realtà tutta la documentazione era nello stabile precedente che non era antisismico e quindi questa è sicuramente una delle ragioni principali. La seconda ragione sicuramente è quella di dare spazi e di ritornare gli spazi alla Fondazione Canova e quindi dare la possibilità alla Fondazione Canova per il 2022, in particolare per i 200 anni di Antonio Canova, dare gli spazi per un bookshop che sia dignitoso, che sia coerente ed efficiente con tutti gli spazi necessari per arrivare a quella data, cioè i 200 anni dalla morte di Antonio Canova, con il giusto decoro. Allora, questa era una vecchia latteria recuperata ancora negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, all'interno del quale era stato creato appunto il museo paleontologico che esisteva in tutta questa ala, in questa parte, e il centro sociale dove c'era spazio per la biblioteca all'ultimo piano e le associazioni al piano primo e una sala riunioni al piano terra. Abbiamo deciso di recuperare questo spazio utilizzando tutto ciò che avevamo nel comune precedente senza acquistare mobilio nuovo, proprio perché volevamo cercare di risparmiare il più possibile, cosa che abbiamo fatto perché abbiamo risparmiato quasi 50.000 euro nel non acquistare nuovi mobilio e riutilizzando tutto ciò che c'era prima. Cosa da dire importante è che purtroppo il museo paleontologico, che insisteva appunto su questi 200 metri quadri, veniva visto praticamente da nessuno perché era sempre chiuso ed allarmato, in quanto non era possibile sostenere un sorvegliante H24 o comunque troppe ore durante il giorno. Con questa operazione vogliamo appunto portare il museo paleontologico all'interno, in buona sostanza, degli spazi della Fondazione Canova, facendo così in modo che anche le scolaresche che vengono o tutti i cittadini di Possagno possano vedere anche questa caratteristica storica del nostro paese, che è il mammut che abbiamo ritrovato in zona Steggio. La logica è sempre quella di trovare modo di recuperare gli spazi, cosa che è stata fatta anche con la scuola elementare, dove abbiamo recuperato gli spazi del vecchio collegio Canova, dell'ex collegio Canova, e con il progetto che ci vede impegnati adesso nell'ala sud per l'ampliamento sempre della stessa scuola, proprio per non fare immobili nuovi, ma per recuperare tutto il patrimonio immobiliare che questo comune ha ed è importante su luoghi davvero d'eccellenza come quello di fronte al tempio per le scuole elementari, e questo che comunque da ogni lato ci dà la possibilità anche di ampliare quella che è la zona della piazza, perché non concentrandola più solo di fronte al museo, dove prima c'era museo e comune, ma portando e ampliando il respiro fino alla zona del parco e quindi creando una piazza più diffusa, una piazza più ampia. La sala consigliare rimane, è una sala consigliare storica che ha un prestigio enorme, rimarrà là e rimarrà ovviamente per i consigli comunali, ma anche a disposizione della Fondazione Canova appunto, quindi diventerà anche una sala di rappresentanza per la Fondazione stessa nel momento in cui debba fare delle convention, delle riunioni o comunque degli eventi importanti in una sala che ha il prestigio che deve.